Eccoci in diretta ancora, abbiamo collegato, abbiamo in collegamento, scusate, Ugo Rossi. Buongiorno Ugo, buongiorno, apra il microfono per parlare, per favore, in maniera da potersi mettere in contatto con noi. Prego, sentiamo? Buongiorno. Buongiorno, Sì, buongiorno Ugo. Adesso faremo buongiorno. capire chi è Ugo, però in contemporanea abbiamo anche in collegamento Laurence Di Lena, che fa parte dall'ex polizia del sindacato. Buongiorno anche a Laurence Di Lena, buongiorno. Buongiorno professor Monaco, buongiorno ai telespettatori e agli ospiti collegati, buongiorno a tutti. Grazie, fra poco avremo un altro poliziotto collegato che sarà Raffaele Padrone, ma tanto per capire, far capire ai nostri amici che tanti hanno scritto, mi hanno scritto di questo signore, di questo Ugo Rossi, che dicono che è un perseguitato politico. Intanto dico buongiorno anche all'altro sindacalista che è Raffaele Padrone. Buongiorno Raffaele. Buongiorno direttore, buongiorno agli ospiti telespettatori. Buongiorno. Ecco, vorrei chiedere un attimo a Rossi e poi non ho altro da chiedere perché mi voglio soffermare su questo e poi voglio sentire anche Padrone. Ugo Rossi, dicono che lei il giorno della memoria si sia presentato, anziché presentare il normale Green Pass, ha presentato la tessera del fascio. Io credo che questo sia molto grave, dico io dal punto di vista giornalistico, insomma. Perché lo ha fatto lei? Allora, intanto non ho allora, prima di tutto mi sono presentato lì, io ero invitato ufficiale come capogruppo 3V. Quando arrivo lì con il mio avvocato Vabbè, e ma altri... 3V non è, non No, vuol no, ho dire detto, essere, ero... non vuol dire essere Ma cosa... fascisti, insomma, capito? No, lo so, mi ero presentato lì, un cordone di 40 poliziotti mi hanno bloccato l'accesso, quindi questa sproporzionalità ogni volta che interviene Ugo Rossi. E ovviamente lì in maniera provocatoria, nel senso ho presentato un certificato di nascita di essere ebreo, poi per vedere se mi facevano entrare, visto che chiedevano la tessera verde, una facsimile di tessera fascista e una facsimile di tessera nazista, nel senso io denuncio questa discriminazione, questo Green Pass per me è un Nazi Pass, ma basta leggere le parole del primo Levi quando denuncia chiaramente i primi segnali di discriminazione che c'erano molto prima dei campi di concentramento, quindi nessuno ha voluto offendere la memoria, semplicemente lanciare un monito e dire che questi comportamenti da parte di chi ostruisce diciamo, l'accesso comunque a un pubblico ufficiale eletto dal popolo è ulteriormente un comportamento squadrista e fascista. Senta, ma lei... Poi volevo dire un'ultima cosa, perché riguardo ai fatti precedenti devo fare un appunto. Io sono stato portato senza, come ho fatto vedere anche dei video, senza manette. Quando sono arrivato lì mi hanno negato l'assistenza sanitaria che io avevo chiamato 112 perché non respiravo più bene. Ma lei è stato picchiato o no? Sì, mi hanno trascinato poi fuori dalla macchina dopo che mi hanno fatto aspettare 6 minuti prendendomi in giro che stava arrivando l'ambulanza, poi ho scoperto che l'ambulanza non era mai stata deviata verso il comando di polizia, è arrivata lì a San Giusto e non ha trovato nessuno, e mi hanno trascinato in dentro in 8 agenti diciamo vestiti in divisa più altri 3 in borghese, mi hanno buttato a terra dentro la caserma quando io ero inerme e mi hanno malmenato, uno mi ha nuovamente soffocato, mi hanno messo le manette, mi hanno picchiato, poi 2 mi hanno riportato in una stanza e lì mi hanno addirittura strangolato stringendomi il collo e sbattendomi la faccia contro il muro. Visto che ho fatto anche presente al giudice, c'era su di me sulla testa una telecamera che chiede l'accesso a questi filmati, io non ho nessuna paura. Poi oltre a quello sono stato minacciato e anche offeso dicendomi cagone di merda di Udine, cosa cazzo vieni a rompere i coglioni a Trieste, la prossima volta che torni in questa caserma sarà anche peggio per te. Questo è il comportamento della squadra speciale di polizia municipale, peggio dei carabinieri. Cioè, mi aspettavo invece un comportamento magari un po' diverso da
dalla municipale verso poi un amministratore pubblico che Sentiamo, anche. ecco, sentiamo adesso da questi comportamenti Raffaele Padrone come sindacalista, sento quello che ha detto, quindi qual è la sua visione? Io voglio tralasciare quelli che sono stati comportamenti di equazione che si è verificata nel momento in cui è stato fermato l'ex consigliere Rossi. Il collega ha parlato di Consigliere Rossi, prego? Non ex consigliere Rossi, sono consigliere lei mi pare sia stato sospeso. Attualmente e conosco la legge sicuramente meglio di lei. Lei per 18 mesi, fino a che non ha ottenuto una concessione e un decreto che innanzitutto in questo momento agli arresti domiciliari, che lo ricandida, lei è sospeso. Non penso proprio. No, va bene. Falsità, perché la sospensione decade nel momento in cui decadono gli arresti domiciliari. Se adesso il mio avvocato fa ricorso... Va bene. Vabbè, sentiamo, non sovrapponete. Non entro in questa... ecco, allora non dica falsità. No, non sto dicendo nessuna falsità. La falsità mi pare che l'abbia detta lei. Sa quando? Lei, come tante altre persone, non è l'unico che vuole mettere in difficoltà l'operato della polizia in Italia, in questo caso della forza pubblica della polizia locale, fa sempre passare... Ugo Rossi, non intervenga. Allora, attenzione, ascoltiamo. Rossi, io sono stato zitto quando lei ha parlato, sono stato zitto quando ha parlato il collega, quindi per favore... parlo io, dopo lei chiaramente ribatte quello che è giusto che faccia. Siamo in democrazia e quindi penso che sia fatto. Lei andiamo avanti per favore, non ho tanto tempo da dedicarvi, dai. Ecco, allora la resistenza passiva c'è stata, signor Rossi, perché esiste anche la resistenza passiva, va bene? Io quello che dico è solo questo: al di là dei fatti, ripeto, di tutte le possibilità che lei ha di richiedere quei filmati all'interno della caserma. Però lei ha fatto passare non solo questo filmato, ha fatto passare anche un filmato mentre le cadeva, le veniva fatto cadere il cellulare. Diciamo che noi il filmato non lo abbiamo visto, Appunto, non è andato in onda. Non è andato in onda. È giusto che si sappia che esistono altri filmati proprio creati dallo stesso Rossi, il quale si sente in questi filmati, basta andare nel suo profilo Facebook, si sentono, c'è un filmato nel momento del fermo in cui 30 volte in tutte le maniere gli viene chiesto di allontanarsi da quel posto. Chiedo a Rossi se me lo può confermare in diretta, e lei dice perché, per come, in nome di chi siete venuti, secondo la legge. Gli cade il cellulare quando i colleghi... Ma cosa mi cade? Ma cosa mi cade? Non dica, lo vediamo adesso in diretta, non dica falsità, non metta quel video in diretta. Ok, va bene, lo metto. Sono stato colpito da un pugno dalla gente che mi ha anche strozzato e mi ha buttato per terra il cellulare. Le cade il cellulare, le fanno cadere il cellulare. Ecco, no, gli tirano un pugno sul braccio e gli buttano per terra il cellulare. Benissimo. Ma tanto c'è i testimoni. Quante volte gli hanno chiesto di allontanarsi da quel posto, Rossi? Ma non era legittimo, io ero un pubblico ufficiale in servizio, ma stiamo scherzando? Ma quando le di... non è lì che volevo arrivare, è lì che volevo arrivare. Non mi è stato mai contestato la sanzione Covid. Le sembra... Eravamo all'aperto poi. Signor Rossi. Il decreto legge prevede all'aperto l'esibizione di passi. Signor Rossi. Ragazzi, devo chiudere fra poco perché non è che vogliamo fare il processo qua. Le sembra, signor Rossi, che fare l'opposizione sia scontrarsi ogni volta con le forze dell'ordine, mettere in difficoltà gli uomini delle forze dell'ordine? Solo questo le chiedo. Ma difficoltà cosa? Che le forze dell'ordine verso spacciatori, verso veri criminali hanno paura a mettergli le mani addosso. Io sono trattato come, non so, peggio di un mafioso da mesi. Questa è una vergogna di Stato.
è una vergogna di Stato, sono degli abusi di potere illegittimi, incostituzionali, soprattutto verso una carica pubblica, che state spegnendo il dissenso qua in Italia, è vergognoso, avete pestato gli studenti. Ma lei però in questo momento capisce, io non ho più fiducia in queste forze di polizia. Lei mette in ridicolo. Vabbè. Voglio dire l'ultima cosa, mettete in ridicolo voi, perché Ugo Rossi, quando c'è da fare la scorta, voglio dire l'ultima cosa, e poi basta, quando c'è da fare la scorta a Fedriga, o magari perseguitare i cittadini o opprimerli con la forza, c'è sempre un disperdio di energie della forza pubblica. Quando c'è da tutelare i cittadini per la loro sicurezza, per andare a vedere di un furto in casa, eccetera, non c'è mai nessuno. Ma lei è un uomo dell'istituzione, eh? Lei è un uomo dell'istituzione. Ecco, se un poliziotto o un carabiniere gli dicono mi dia i documenti, perché lei deve reagire in quella maniera per far scaturire poi magari una brutta reazione, una reazione sbagliata? Ma non è legittima, la chiami come vuole, ma perché lei deve fare lo strafottente con le forze dell'ordine? Allora, stop. Ma vergognatevi. Allora, fermola. Rossi, in un minuto cosa si aspetta lei adesso? Cosa vorrebbe? In un minuto e poi dobbiamo salutarci, io e lei, perché devo fare alcune domande anche agli altri e restano in collegamento rapidamente, che devo fare una domanda ai signori. Cosa chiede lei? Intanto di essere liberato immediatamente, che decadono tutte queste foglie accuse, addirittura il possesso di armi, fanno passare la borraccia e un bastone da strada selfie come arma. E poi non ho grande fiducia ovviamente nella giustizia di primo grado. Come si è visto l'altra volta, nonostante un carabiniere palesemente ha simulato una rottura del timpano, poi mi hanno condannato a 5 mesi. Quindi io ho fiducia nella giustizia, ma a Trieste purtroppo in primo grado, anche come si è visto con questa ultima ordinanza, non c'è grande fiducia. Si andrà avanti in questa battaglia, non ho paura. Stiamo ancora aspettando verità in Italia per Ustica, per altre questioni, per la morte di David Rossi da 7 anni, per i casi della Monte dei Paschi di Siena, ha fatto passare come un suicidio, un omicidio come suicidio, quindi non mi sorprendo di ciò che sta accadendo a me. È una battaglia per la libertà e i diritti umani costituzionali, ci capita, c'è chi anche subisce di peggio nel mondo. Grazie Ugo Rossi, auguri per lei. Auguri, grazie finite, buona giornata, buongiorno. Buona giornata. Buongiorno, torniamo il collegamento con Ugo Rossi. Domanda all'amico di Lena. Lei, mi chiede una telespettatrice, è a corrente che è morto un ragazzo ammanganellato dalla polizia a Milano 3 settimane fa? Un ragazzo di 22 anni, operaio, ha soccorso una ragazza a terra e la polizia lo ha picchiato, è morto dopo giorni di agonia. Lei è a corrente di questo, Laurence? Guardi, devo dire non capisco l'attinenza me lo chiedo. Questa domanda con il tema di oggi. Comunque non conosco i dettagli di questa faccenda, devo dire. Non conosco i dettagli, anche perché conosco nel dettaglio i fatti di cronaca di quella che è la mia città. Il resto conosco io quanto leggo dai giornali, insomma. Certo. Quindi... Vabbè, cioè una cosa è certa, lo dico adesso, mi rivolgo all'amico Raffaele Padrone, però Raffaele, mi pare che verbalmente sei stato anche un po' cattivo, diciamo virgolettato, nei confronti, io parlo dal punto di vista umano, tutto il resto non mi interessa, nei confronti di questo ragazzo che avrà le sue idee, avrà quello che il suo modo di pensare, però io credo che le botte fanno male a tutti, insomma, e che i pestaggi fanno male a tutti. Perché l'hai trattato così male? Innanzitutto non penso, possiamo anche rivedere la puntata, non ho detto niente di assolutamente male nei confronti di una persona che ogni volta, essendo un uomo delle istituzioni, io dico, se tutte le persone che sono all'opposizione di un partito
si dovessero comportare in quella maniera saremmo veramente nei guai in Italia. Qua nessuno mette in dubbio il suo o quello di un'altra persona, il suo movimento politico, ma se ogni volta che questo signore dimostra e fa le sue cose, deve al momento di un controllo reagisce in quella maniera, è da strafottente, perché non è possibile che se io la fermo e le chiedo la patente, lei mi dica perché mi chiede la patente, perché mi chiede i documenti. Se il poliziotto, il vigile, il carabiniere... Ma non c'è qualche volta da parte vostra abuso di potere? Domanda, è una domanda. Ma guardi, io non... allora, se parliamo del caso specifico, è vero che noi parliamo solamente per quello che vediamo. Io non so ogni volta che ci sia un problema con la polizia, con il resto, con un cittadino, dei ragazzi, una manifestazione, l'ho detto più volte, passano sempre le stesse immagini. Allora, le pare possibile a lei è mai capitato quando l'hanno fermata nella sua facoltà di direttore, l'hanno fermata e gli hanno chiesto i documenti, che lei ha cominciato a dire perché mi chiedete i documenti? Quante persone sono state fermate in Italia? Avete mai visto qualcuno che arriva a questi estremi? E quando parliamo di una persona poi che, ripeto, ha una carica politica importante, perché essere consigliere, assessore di un comune con tanti voti che ha preso anche il signor Rossi Ugo, mi pare si chiami Ugo, allora voglio dire, ha una rappresentanza importante, perché ogni volta con una persona bisogna scendere a queste situazioni che possono creare dei problemi, perché se il signor Rossi ha ragione di quello che è avvenuto all'interno di quattro mura, come tante altre situazioni, e sono stati puniti dei colleghi perché hanno combinato guai, hanno usato il potere, sono andate oltre a quello che è consentito dalla legge, perché la legge ci consente di denunciare una persona, lei poi va dall'avvocato, trovano che abbiamo detto scritto, in questo caso usato forza, e la cosa finisce lì. Ma se io le chiedo i documenti e lei comincia a dirmi perché è qui, se mi permettete, sì, prego, dai, che dobbiamo chiudere. Chiedo scusa al collega se lo interrompo, una piccola osservazione. Io credo che situazioni imbarazzanti e difficili come questa della quale stiamo discutendo oggi, e della quale è difficile discutere perché non abbiamo magari abbastanza elementi, io credo che una soluzione importante sarebbe quella di dotare le forze di polizia, e questa è una mia personale, diciamo, battaglia, mia e del sindacato che rappresento, delle cosiddette bodycam, cioè le telecamere da mettere sulla divisa, le quali in situazioni del genere si dà lo start e cominciano a filmare. Ecco, a quel punto avremmo un filmato ufficiale con audio di come si sono svolte effettivamente le cose, per evitare poi situazioni difficili come questa. Ormai sappiamo benissimo che i costi delle tecnologie sono minimi, quindi credo non sarebbe un problema anche a livello di costi dotare le forze allora di un importante strumento. Credo che il collega sarà d'accordo con me. Sì, sono d'accordo con te, tu sai benissimo che i reparti mobili ormai ce li hanno, tante persone, tanti colleghi se le sono comprate, ma il problema, vedi, io voglio arrivare a un punto. Innanzitutto quello che succede dentro le quattro mura, che è giusto che il signor Rossi denunci se sono stati fatti degli abusi. Forse questo che non ha capito o non ha voluto sentire. Ma io credo che abbia già denunciato, perché io ha fatto bene. Io l'ho chiamato solo perché mi è stato detto da alcuni amici miei che il ragazzo ha subito, diciamo, quello che è l'abuso di potere, perché è che è stato picchiato. Non si può picchiare,
non si può No, usare, non si può non si picchiare, può usare la però violenza. non si usa la violenza, non si usa la violenza con nessuno, ma io voglio dire che in un filmato girato dallo stesso Rossi si sentono i colleghi della polizia municipale di Trieste che gli chiedono in tutte le salse, ha ragione, lui dice non potevano, gli chiedono di allontanarsi da quella situazione. Allora, se sei un uomo di istituzione, prendi, vai e poi denunci, ma intanto vai, non creare una situazione di ordine pubblico. Ci fermiamo questo qua. Voglio dire. Ma non solo Rossi, ce ne sono tanti altri. Non è il Rossi della situazione, perché stiamo parlando. Però io dico una cosa, padrone, io dico una cosa, bisogna anche capire la situazione che tanti cittadini, tanti giovani stanno passando, attraversando, anche voi poliziotti. La colpa è della politica, perché la politica ci lascia soli a agire. Guardi che è brutto fare il poliziotto, il carabiniere, perché in 30 secondi, se il poliziotto decide di, con la forza o quello che vuole, arrivare allo scontro fisico, togliergli la libertà a una persona in 300 millesimi di secondo, è una cosa importantissima e gravissima. La politica ci lascia soli ad agire e succedono queste problematiche. Non ci sono protocolli di intervento, non ci sono situazioni in cui la politica viene a far fronte. Ti dicono vai lì, controlla Rossi, grazie. Vai lì e controlla Rossi. Grazie. Per questo dicevo, padrone, che prima ho fatto riferimento, nelle situazioni di ordine pubblico è importante, quando è possibile, la presenza del funzionario di polizia, della polizia di Stato, il quale è presente a garanzia proprio, diciamo, del corretto svolgimento di una situazione di ordine pubblico, sia dalla parte del cittadino che dalla parte della forza di polizia che interviene. Ecco. A conclusione, ecco, del mio intervento, io rimarco l'importanza del principio di proporzionalità, cioè la forza va usata in base a effettivamente cosa sta facendo la controparte, cosa sta accadendo. Questo è il principio cardine, secondo me, per giudicare qualsiasi situazione di ordine pubblico o qualsiasi intervento delle forze di polizia. Io dico al direttore, e lo dico anche a te che magari sei più giovane sicuramente di sindacato di me, che non posso sentire a Milano un ministro dell'interno che dice la polizia va rieducata. La polizia va educata, non rieducata. E con questo penso di aver detto tutti a chi mi conosce. Grazie. E soprattutto al direttore e per il spettatore. Grazie, avremo occasione di parlare ancora della situazione e anche di quello che è il comportamento dei poliziotti oggi nei confronti dei cittadini, perché tra l'altro non dobbiamo mai dimenticare che sì, voi siete utilissimi, molto utili alla nostra società, ma dovete avere anche un pochettino di comprensione, perché non dimenticate che chi paga è sempre il cittadino. Gli strumenti mancano. E allora dovete farvi valere voi. Sono decine di anni che chiediamo. Anni che chiediamo il Taser. Allora Monaco. Il Taser, sono decine di anni. I sindacati siete voi. No, ma Monaco non è così. In Italia, diversamente dagli Stati Uniti, in Italia non si può fare così. Sicuramente questa non era una situazione da taser. Sicuramente. Qui il taser non avrebbe aiutato. Ecco, no, ma stiamo parlando del taser. Parlo del taser perché con il dottor Monaco abbiamo parlato di incidenti proprio per mancanza di questo strumento, e bisogna vedere se fa male al cuore, e bisogna fare le prove tecniche, e bisogna fare le gare d'appalto, cioè diversamente in tutti gli altri stati del mondo. A volte però, scusa Paragone, a volte non si tratta solo di strumenti ma anche di formazione e istruzione. Ecco, apro una brevissima parentesi, la chiudo subito. Okay, noi ormai sono 2 anni che facciamo tutto l'aggiornamento professionale e l'istruzione online, non solamente per le problematiche Covid, e devo dire alcuni addestramenti farli online, voglio dire, mettetevi d'accordo. A me che la polizia va educata, non rieducata, come ha usato un termine un ministro dell'interno. Allora ragazzi, mettetevi d'accordo fra voi,
forze di No, polizia. no, ma credo che fra voi, io e Padroni stiamo dicendo la stessa cosa. sì, credo. sì, sì, ma voglio dire, tutti mettetevi d'accordo su quello che fare, perché quello che emerge, mi dice Rina di Ravenna, dalle parole vostre, è che voi fate, dicono, i forti con i deboli e lasciate scappare poi i spacciatori o quelli che... Questo non è vero. Fatemi finire. Poi, Mi pare direttore, cioè, ma no, anche il la voi, signora il voi mi pare non lo, che non lo trovo non ho corretto, fi- anche perché no, no, ho ormai finito. stiamo Abbiamo parlando arrestato persone dell'operato lascianti da della polizia 180 locale. anni e No. mi vengono a dire ste fesserie. Non ho finito. Dai, per favore, poi E lei poi mi conosce, io scappate, parlo. mi fate finire per favore, e poi scappate davanti a insurrezioni e violenze da parte di nigeriani, successo a Torino che... Ma dai, ragazzi, dai, Monaco, racconto- non lei, lei legge, ma chi scrive? No, leggo, ma guarda vedo. la televisione, le legge i giornali? No, mi pare di no. Uno che Leggo scrive una e roba del vedo. genere No, non professore, legge i giornali e forse non quello guarda che è la sminuente televisione. in questo caso è il Guarderà voi. il Grande Fratello, guarderà Domenica In, ma neanche la vita in diretta, che ormai sono diventati tutti dei virologhi in giro per i canali e degli ispettori di polizia. Grazie amici miei, grazie amici miei. bene. Avremo occasione Tutti di, Megregua, tutti. avremo occasione di approfondire Sherlock Holmes Con e- piacere, e- con piacere. una con prossima, piacere. una prossima serata in studio, in maniera da poter chiarire tutti questi problemi, perché, e vi ringrazio, perché dice è gravissima, la colpa è della politica, sì, però voi eseguite picchiando. E mi fermo qua, non intervenite. Basta! Basta. È meglio perché mi conosce. Il voi non mi piace, non lo gradisco, devo dire. Saluti a Bisogna tutti. andare a distinguere e ricordare comunque, ricordiamo che dietro ogni divisa c'è un uomo. Bravo. Quindi c'è l'istituzione in primis e dietro c'è l'uomo. Sotto la divisa c'è una persona. Grazie signori, buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti, arrivederci, buona giornata. Buona Grazie a giornata. voi, grazie. Saluti, saluti. Ecco, tornando comunque da dove siamo partiti, a me dispiace molto che un ragazzo giovane sia stato picchiato. Ecco, tutto là perché inerme, perché mette in evidenza le sue idee che bisogna avere, verso le quali anzi bisogna avere sempre rispetto, qualunque esse siano. Forse dei comportamenti, ma non possiamo noi dire qual è stato il vero comportamento perché non eravamo presenti. I fatti, quelli che noi abbiamo tentato di far capire attraverso i ragazzi, attraverso anche i rappresentanti della polizia. Pausa.